Onorevole Di Mauro, parliamo del suo impegno per la prossima candidatura nella città di Agrigento sostenendo Franco Miccichè. Ecco, è possibile che ci siano convergenze di altre forze politiche? Ma guardi, tutto è possibile. Noi non abbiamo scelto Franco Miccichè, abbiamo sostenuto questa candidatura perché ci è sembrata l'unica in questo contesto agrigentino che potesse rappresentare la novità e soprattutto la storia della persona, una persona per bene, una famiglia importante di Agrigento e la capacità di determinare fatti nuovi per questa città. È possibile che ci siano alleanze con il centrodestra che sembra essere unito ma in realtà non lo è? Ma guardi, io non so se è unito il centrodestra o se non è unito, dico solo che Miccichè è una persona che ha una storia personale di centrodestra di appartenenza. Il candidato che in questo momento esprime il centrodestra ha una storia diversa, poi non ho altri commenti da esprimere, quindi noi per quanto ci riguarda, considerato anche la posizione politica che in questo momento ha assunto parte delle forze politiche che sostengono il governo Miccichè verso il professore Zambuto, è giusto che se lo intendono continuare lo facciano, altrimenti rivedano la posizione. Noi non siamo qui né a chiedere col piattino in mano solidarietà alle candidature, riteniamo di proporre questa candidatura che riteniamo sia, mi permetto di dire, al di sopra di ogni appartenenza e al di sopra di ogni, come posso dire, di ogni preoccupazione che il cittadino agrigentino possa avere in ordine al suo reale impegno. Miccichè scende in campo per aiutare la città di Agrigento, per restare sindaco e non pensare ad altre soluzioni politiche che lo riguardano. Sarà un quinquennio molto difficile nel caso in cui Miccichè ce la possa fare. Agrigento è una città ormai che si va svuotando giorno dopo giorno, non ci sono più investimenti, diversi esercizi commerciali purtroppo chiudono e la gente va via perché manca il lavoro. Io credo che l'amministrazione di una città come Agrigento debba perseguire soltanto la strada del turismo, dei beni culturali, non ci sono altre soluzioni per la città di Agrigento e questo deve essere accompagnato da una produzione di marketing territoriale e ovviamente di quelle infrastrutture forse anche modeste, come per esempio la pulizia di tutti i tombini della città per evitare allagamento e il completamento del sistema delle acque bianche in una città come Agrigento che se turistica è, non deve essere indilti appena ci sono un po' di piogge. Quindi una città che deve fare la sua ordinaria amministrazione, che deve avere un buon collegamento col governo regionale, col governo nazionale e mettere al centro lo sviluppo di questa città, nel tentativo proprio di evitare quello che ho detto le poc'anzi, la fuga da questa città, dei ragazzi, dei professionisti, ma anche di chi praticamente è operaio, cioè la fuga qui riguarda tutti quanti, dal 110 lode all'operaio specializzato. Onorevole, parliamo della sua appartenenza politica, sì, molti la danno lontano da Autonomia Popolari e in transito verso Fratelli d'Italia, cosa c'è di vero? Ma guardi, siamo in un momento di campagna elettorale per cui ognuno cerca di dire quello che vuole, ovviamente in questa fase tutto viene accentuato, io ho una posizione chiara da diversi anni in cui ovviamente recito un ruolo importante sia all'Assemblea, sostengo il governo Musumeci e sono un appartenente al Movimento per l'Autonomia, per il resto ognuno dica quello che vuole. Una cosa è certa, allo stato attuale, per quanto riguarda le posizioni di Fratelli d'Italia di Agrigento e la mia, divergono totalmente. Se fosse diverso, ovviamente ci sarebbe una convergenza. Il futuro del governo Miccichè? Scusi, il futuro del governo Musumeci? Ma guarda, stiamo lavorando, ieri abbiamo approvato 2 leggi, l'altro ieri abbiamo approvato un'altra legge, c'è un buon spirito di collaborazione tra governo e Parlamento, restano da affrontare i temi dell'urbanistica, i temi dei rifiuti, sono dei temi importanti, stiamo riprendendo in mano proprio questi 2 argomenti importanti e soprattutto il tema dell'urbanistica e il tema dello sviluppo di questo nostro territorio. Senza una chiara pianificazione urbanistica una città non può svilupparsi e quindi sotto questo punto di vista credo che fa bene il governo regionale a garantire da un lato pulizia, ordine,
ridurre la spesa a carico dei cittadini che pagano la raccolta dei rifiuti e lo spazzamento, e dall'altro un riordino urbanistico che possa consentire alle città siciliane di avere ordine e soprattutto certezza di quelle che sono le aree destinate allo sviluppo o le aree destinate ad altre cose. Sulle province si parla di un ulteriore rinvio delle elezioni, si pavimenta una spaccatura? No, c'è un fatto tecnico che è il seguente: da un lato se facciamo votare, come del resto è stato stabilito il 24 maggio, tutti i comuni siciliani saranno parametrati alla nuova legge. Ciò consentirà di superare certamente l'inghippo tecnico attraverso un'equiparazione del voto per quanto riguarda i consigli comunali, come per esempio quello di Agrigento, che sono a 30, quando il prossimo sarà a 24, ma l'aspetto più complesso è quello legato ad diversi consiglieri comunali che in questo caso, per esempio, a cominciare dal numero 25 degli eletti, 26, 27, 28, 29, 30, non avrebbero diritto al voto. Quindi si tratta di mettere in campo un'attività che sono legislative accompagnate da quelle amministrative, che mette in conto la chiarezza e soprattutto un'adeguata rappresentanza politica dei centri.